Buongiorno a tutti, eccomi qui nel bunker della fanteria d'arresto. Sono riuscito a trovare l'ingresso. Oddio, sì, è aperto. Sono riuscito a trovare l'ingresso, guardate che roba, questo portone in ferro, acciaio, ferro massiccio, peserà sicuramente 100 kg. Per fortuna è aperta. Però aspettate un attimo, perché, Madonna benedetta, perché qui dietro, ok, altri portelli, perfetto, allora non c'è nient'altro qui. Allora, Paolo, che mi ha indicato questa struttura, mi ha detto che c'è ancora la sala mensa con le panche, pensate voi. Allora, devo stare attento a non beccare il topo, o meglio, se c'è un topo, come l'altra volta, vederlo, perché l'altra volta, come potete vedere o come potete sapere, ho fatto un infarto, perché non mi aspettavo di trovare un topo e soprattutto me lo sono trovato sopra i piedi. Se l'avessi visto prima non mi sarei ovviamente spaventato, visto che ne ho anche a casa di ratti, li ho sempre avuti fin da piccolo, roditori domestici. Posto di comando, guardate, ci sono ancora le panche, la sala mensa, eccola qui. Cosa vi posso dire? Vi posso dire che è veramente ben tenuto, bello veramente. Stavo sbattendo sopra per capire cos'era, è acciaio, il tetto è d'acciaio. Vediamo quanto grande è. Allora, ecco, se trovo un topo lo trovo qui probabilmente. L'avevo trovato in questo stanzino l'altra volta dell'altro bunker. Mamma mia. Chissà cos'è questo. Io non lo so, signori. Qualcuno me lo dirà. Però c'è anche una scala per andare. No, vabbè, io qua non vado. Vedo che ci sono andati, ma non credo che ci sia molto da vedere di là. Più che altro non riesco a passare con tutto quello che ho in mano. Dovrei spegnere la fotocamera, ne perderebbe il video. Oh, eccola qua la scala. La scala. Coccane. Che insetto. Mamma mia ragazzi. Questa scala è... no, si muove troppo. È pericolosissima, non ci salgo perché non è stabile, è mezza corrosa. Questa invece sembra che sia possibile salirla. E allora sapete cosa faccio? La salgo, però vedete che le riprese un po' subiscono un po' di movimento. Eccoci dove siamo. Siamo sulla torretta ad altezza strada. Eccoci qua. È impossibile stare qua. Devo scendere. Ci sono migliaia di zanzare, moscerini e ragnatele, tutto insieme. Scusatemi, ma non riuscivo neanche a respirare. Troppa concentrazione di... Probabilmente era molto tempo che nessuno scendeva più, saliva più. Scusatemi, ma ragnatele e moscerini mi hanno messo a dura prova. Cosa vi posso dire? Pensate, qui c'erano i militari durante la guerra fredda, militari italiani. Cosa vi posso dire ancora? Guardate, questa tubazione è in perfetto stato. Questo bunker sarebbe perfettamente riutilizzabile. Perfettamente. È anche pulito e non vandalizzato. Ok, venivo da qui.
qui c'è doccia, quindi qui c'erano i fusti con l'acqua. Beh, niente, non devo dirvi nient'altro, voglio vedere se girano. Wow, girano ancora, eh sì, guardate, vediamo come si chiude. Allora, vabbè, è stato messo del grasso recentemente, eccolo qua, così è chiuso, così è aperto. Sapete una cosa, che se entrate qui con un amico e lo chiudete dentro, io credo che faccia un infarto, perché da lì non si esce più. Non credo ci sia un'uscita dall'unica via che non ho preso. Mamma mia, cioè è da paura pensare che queste porte funzionano ancora, Vediamo questa gira a vuoto. Niente. Dal bunker della fanteria d'arresto della guerra fredda è tutto. Io vi saluto, spero che vi sia piaciuto, vi auguro buona giornata.